In Venezuela l'emergenza coronavirus rende ancora più grave la crisi economica. Il presidente Maduro limita ulteriormente la libertà di stampa. L'inviato è Gianmarco Sicuro. Non so se riuscite a vedere le auto in coda. Guarda, va avanti per almeno 2,5 km fino al distributore. È Lila Vanorio, giornalista di Caracas, a mostrarci uno dei principali problemi del Venezuela alle prese col confinamento per il coronavirus. Non c'è più benzina, spiega Lila. Io sono in coda da 6 ore e la situazione è così da molti giorni. Il Venezuela è il primo paese al mondo per risorse petrolifere, eppure la scarsità di benzina si ripresenta periodicamente e diventa drammatica in un momento in cui la gente dovrebbe restare a casa. Anche le ambulanze non hanno carburante, racconta Lila. Quanti posti di terapia intensiva ci sono nel paese, chiediamo? 80 in tutto il Venezuela, e parliamo di ospedali dove mancano anche acqua e sapone. E Maduro come sta gestendo il confinamento? Il regime ne ha approfittato per limitare ulteriormente la libertà di stampa. Io non potrei tenere questa conversazione vicino alla pompa di benzina perché è presidiata dalla polizia politica, spiega Lila, il cui programma radiofonico è stato chiuso proprio in questi giorni. Ci sono stati arresti tra giornalisti ed esperti che informano sull'evoluzione del virus. E poi c'è un'altra conseguenza altrettanto drammatica, continua Lila. Migliaia di venezuelani e emigrati in Colombia che stanno tornando. Laggiù stavano morendo di fame in strada e molti di loro in questi giorni perdono la vita tentando di rientrare nel paese. Torniamo